Via libera dalla Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale ai 5 nuovi comuni veneti nati dai referendum sulle fusioni dello scorso 16 dicembre. Per 5 nuove fusioni invece non c'è stato l'ok complessivo, quindi la Commissione e il Consiglio ha rigettato la proposta. Caso particolare quello della nuova realtà di Valbrenta in provincia di Vicenza, dove il progetto originario di fondere 5 comuni si è scontrato con il voto negativo dei residenti di Solagna. La Regione ha deciso di escludere il territorio del paese ribelle e procedere comunque alla fusione dei municipi di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta. Per Solagna la scelta è stata anche facilitata dal fatto che si tratta del comune più a sud della vallata, quindi non un comune che poteva creare una continuità a livello territoriale. Quindi per questo abbiamo deciso anche di procedere con l'esclusione di questo comune e quindi anche rispettando la volontà del territorio. Sempre in provincia di Vicenza vedono la luce i nuovi comuni di Colceresa, dalle ceneri di Molvena e Mason Vicentino, e Lusiana Conco dai 2 campanili omonimi. Nella Marca nasce Pieve del Grappa dal matrimonio di Paderno e Crespano. Nel bellunese Melle, Lentiaia e Trichiana danno vita a Borgo Valbelluna. Il nuovo assetto di questi territori sarà ora approvato dal Consiglio per arrivare entro la primavera allo scioglimento delle amministrazioni comunali che verranno affidate a un commissario prefettizio fino alle prossime elezioni. Ci sono dei vantaggi sicuramente dal punto di vista economico, con dei contributi importanti previsti sia a livello nazionale che anche a livello regionale, ma poi anche con delle economie di scala, con un miglior funzionamento dei servizi e con tutta una serie di migliorie dal punto di vista, diciamo, anche amministrativo. Rappresentano un po' anche il futuro, perché oggi delle realtà da 1000-2000 abitanti con pochissimi dipendenti, con la difficoltà anche di dare risposte celeri ai privati cittadini e alle imprese, non sono più ovviamente non sono più competitivi, cioè oggi un comune piccolo ha la difficoltà nell'erogare servizi di qualità.